Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Tragico bilancio dell'ennesimo sbarco a Lampedusa, 4 dispersi. Si tratta di 2 bambini di 6 mesi e 6 anni, i cui genitori sono sbarcati insieme agli altri 30 migranti nell'isola siciliana. Le altre 2 persone di cui non si hanno più notizie sono 2 uomini. Il barchino di 6 metri è affondato. Ieri sera al largo di Lampedusa i migranti sono stati salvati dalla motovedetta della Guardia Costiera. Sono 165 le posizioni irregolari segnalate dai carabinieri NAS in ospedali RSA, coinvolti 3 ospedali di Catania, medici senza specializzazione, personale ausiliario in numero inferiore. Al pronto soccorso di un presidio ospedaliero catanese è stato deferito il presidente della cooperativa ritenuto responsabile di frode contrattuale nelle pubbliche forniture. Con un post sulla pagina Facebook, Enzo Bianco apre ad una possibile candidatura a sindaco di Catania alle prossime amministrative. Presto deciderò se candidarmi a sindaco, soffro nel vedere Catania in ginocchio e abbandonata, una città che ha dimostrato, se guidata bene, di avere grandi prospettive, ha scritto l'ex ministro ed ex sindaco. Intervento di Matteo Salvini, ministro dei trasporti, durante la riunione con gli omologhi europei in merito al ponte sullo Stretto. Sottolineo ai colleghi che l'attuale governo, dopo 54 anni di mancati sforzi, ha tutta l'intenzione di avere un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.